Visto l'aumento dei casi ricoverati in terapia intensiva nella ULSS veneziana, dove c'è comunque ancora disponibilità di posti letto, a Mestre e a Dolo si andrà verso una concertazione di ricoveri in aree omogenee in pneumologia e malattie infettive, ove presente, che potrà essere aumentata progressivamente di ulteriori posti letto. A Milano verrà dedicata una piccola area della medicina che accoglierà anche i pazienti che transitano per Chioggia. Confermata la riduzione dell'attività chirurgica in tutti i presidi, tranne quella d'urgenza, ovvero neoplasie e danno d'organo. E quanto emerge dalla consueta riunione del pomeriggio tra i vertici aziendali sanitari, le rappresentanze sindacali dei sindaci del territorio. È stato chiesto inoltre quali siano le modalità per la gestione delle salme. Per il momento, in assenza di disposizioni formali, viene adottata la stessa procedura utilizzata per i malati infettivi. Il personale ospedaliero, per il tramite dei sindacati, ha inoltre chiesto venga fatta chiarezza nell'utilizzo delle mascherine chirurgiche che devono essere sostituite ogni giorno. Chiesto inoltre siano messi in protezione attraverso appositi pannelli divisori gli operatori dell'URP di Mestre che ne sono sprovvisti. Infine, per evitare inutili resse presso gli uffici del CUP e segnalazioni all'URP, i sindacati hanno invitato l'azienda sanitaria a comunicare ai cittadini di utilizzare altri mezzi da remoto, cioè tramite telefono o mail, per la richiesta di visite mediche o altre prestazioni sanitarie.